Il primo boss è tornato in cella ieri pomeriggio. Il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, sulla base del nuovo decreto voluto dal Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, revoca i domiciliari per motivi di salute alla lista dei 376. I padrini tornati a casa nelle settimane dell'emergenza Covid ritornano in cella. Il nuovo vicecapo del DAP, Roberto Tartaglia, l'ex pubblico ministero del processo trattativa, ha già predisposto una prima lista segreta con i nomi di una ventina di mafiosi a cui dovrebbero essere revocati i domiciliari per motivi di salute. Il Dipartimento delle Carceri ha trovato un posto in strutture sanitarie penitenziarie. Il decreto prevede proprio la rivalutazione dei domiciliari nel caso in cui sopraggiunga la disponibilità a ospitare il detenuto in un reparto ospedaliero protetto. Così, in questi giorni, il DAP sta programmando quello che non era stato fatto prima, nel piano dell'emergenza Covid, ovvero un piano per l'assistenza dei detenuti più pericolosi nei centri medici carcerari. Ora è partito il piano di rientro dei mafiosi più pericolosi, top secret, i tempi e la lista dei boss interessati dal provvedimento. Al DAP c'è grande riservatezza attorno all'operazione. L'ex capo del DAP, Francesco Basentini, si è dimesso nei giorni delle polemiche sulle scarcerazioni, ma il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, lo ha difeso anche ieri nel corso dell'informativa urgente alla Camera sulla mancata nomina del magistrato Nino Di Matteo al DAP.